lo so. Che succede? Chi è? Scusate, scusa lì. Chi è? Chi è? Buonasera. Buonasera, cosa serve? Buonasera. 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 Cosa serve? No, non serve a niente, ma perché ogni settimana ci chiede se serve qualcosa? Figlugaro! Perché da che mondo è mondo il sindacato deve tutelare e deve difendere le persone che hanno bisogno, più bisognose. Ma stiamo scherzando? Per cercare di risolvere i problemi di lavoro? Non esattamente. Pontibodi, arregolli, spagu francus, subagu dinae, chi s'operaio ad allogao. Come pieghi su di noi? Sì signore, perché s'operaio prima di allogare su dinae si disputata, noi dobbiamo arrivare al momento prima di sputanamento non dobbiamo solo su dinae. Allora, basta scherzando No, lei, no, scusi. glielo dico io. Avevo ragione che ci sono sindacati anche seri, non come il Ma vostro quando mai? chi sgobbara. Ma quando noi il nostro è lo sgobbas, sindacato generalmente orientato benevolmente a Samiculu, nel senso che noi non prendiamo una decisione precisa ma lasciamo sempre la porta aperta, sperando che non entri ne a furai. No, ma sono bene posto. No, stiamo bene posto su. E colgo l'occasione e uso il mezzo televisivo e le chiedo la cortesia di farmi fare un appello, alla nostra segretaria che non viene a lavorare da 30 giorni, no, da 30 giorni. Vabbè, glielo faccio l'appello, Grazie. certo, lo può fare. Matilde, lo può fare. Pobraceri, Matilde Torranci. Torranci è brutto per una donna. No, sto dicendo, Torranci in ufficio a traballare. A traballare. Serve. Ma perché non lavora? Per Matilde l'applauso. Ci mancherebbe. Ma io vorrei sapere, caro il mio sindacalista, ma perché non lavora? È malattia? No, la Matilde, la lavoratrice, sta scioperando da 30 giorni, sta scioperando perché lei, in poche parole, non riceveva lo stipendio da ben 9 mesi. Era 9 mesi che non riceveva lo stipendio. Da lei? Cioè lei non dava lo stipendio a 9 mesi a questa donna? No, non glielo davamo perché lei era incinta da 9 mesi, oltre al stipendio, andava a pagare sul stipendio. Ma non scherzate, lo stipendio diritti dove li mettiamo? Voi vi dovete vergognare! Noi, no, vi dovete siete voi che non l'avete pagata! Stipendio, andava a pagare! Ma che un male? Ma secondo lei? Scusate, Secondo lei, no, non è cosa del ridi, pobracere. No. Ma secondo lei una donna che porta in grembo il frutto del suo amore può restare 9 mesi senza stipendio? Secondo noi no. E anche secondo lei, infatti mi ha denunciato. Mi ha denunciato! Ma che non mai? Mi ha denunciato questa qui a me. Ma secondo voi come può un sindacalista non dare lo stipendio a una sua lavoratrice perché è 9 mesi incinta? Secondo noi non lo può fare. Puffatto! Ma riferraffo, mi sono rimasto in tasca 10.000 euro! Ma queste cose non si possono fare! No, se non si possono fare, potenza vita, ci vuole riconoscenza. Vabbè, c'ho riconoscenza Ci vuole riconoscenza. E mi ricordo quando la lavoratrice venne assunta. Avete fatto un concorso? Sì, avevamo fatto un concorso ed erano risultate 3 a pari punti. Allora noi, per decidere e stabilire quale fosse la più idonea, nonché la più onesta, avevamo fatto una prova, le avevamo fatte entrare una alla volta in una stanza con 500 euro per terra, per vedere il loro conseguente comportamento. E loro cosa avevano fatto? Allora, la prima, mi ricordo che era entrata, aveva preso 500 euro, si diede a posto in sa borsetta. Nella borsetta? Nella borsetta, mentre la seconda era entrata, aveva preso le 500 euro e me le aveva rese personalmente a me. Bello, e la terza era entrata e aveva fatto finta di niente. E voi che avete scelto? Questa è un'istita prumanna, quella con la testa più Ma grande. cosa c'entra? Cosa c'entra? Sogu vuole la sua parte, Sogu. Ma stiamo scherzando? Ma da quando in qua una lavoratrice che vuole fare la segretaria si presenta senza dita? Ma vabbè, cosa c'entra? Ma quando mai? mai? Mica era... Ma quando mai? No, se fosse onesta e sapete fare il suo lavoro, io la prenderei anche a prescindere dal suo fisico. Cazzata! Se lo dico è cazzata! Allora perché al posto di Alessia e Lin non ha preso una bassa, grassa e con i baffi? Me lo spieghi? A regola di... Ma mica devo fare le segretarie loro. Appunto per quello. A regola di Filugaro, Cazzavida e commenti una matte figo. Quando si imbeccia non serve, manco per fare fuoco. Dai. Va bene, io do appuntamento a tutti gli iscritti, do appuntamento ufficialmente a tutti gli iscritti degli Sgobbas stasera alle ore 24 sotto la statua di Piazza Ienne, sotto la statua di Nanto con tutti deficienti. Carlo Felice, sotto la statua di Carlo Felice, appuntamento per discutere dell'avvertenza di Tadinanta. E si comprende, chi c'è, chi non c'è, affanculo. Grazie. Arrivederci. Sindacalista, Sgobba, pubblicità, Arrivederci. iscrivetevi. Ma che scherzi? Oh! Già fai.